I due giovani, un austriaco di 23 anni e un 24enne statunitense residente in Germania, giunti in Friuli a bordo di un camper, dopo la sosta in un'area attrezzata a Palazzolo dello Stella, hanno raggiunto Sella Chianzutani, in comune di Verzegnis, con lo scooter parcheggiato nel locale e da qui, a piedi, hanno iniziato la loro escursione. Dei due nessuna traccia, con i cellulari non raggiungibili. Sono scattati immediatamente i soccorsi, con i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che nel frattempo hanno allestito il campo base nei pressi del locale dove finisce la salita del passo. Questa mattina le ricerche sono ripartite intorno alle 6:30, in supporto anche l'elicottero con i tecnici a bordo. Pochi minuti di sorvolo e i corpi sono stati rintracciati. Calati con il vericello, per i soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso. Dopo il nulla osta, le salme sono state recuperate e ricomposte nella cella mortuaria dell'ospedale di Tolmezzo, dove ad attenderle c'erano i parenti giunti nelle ultime ore dalle rispettive località di residenza per l'accertamento delle vittime. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di una tragica caduta accidentale durante l'escursione.